Ciao a tutti, io sono Alessandro Lazzini e voi siete su Sardina Warrior, il canale dedicato al combattimento, alla scherma e alla rievocazione storica. Oggi vi parlerò di un'intuizione che ho avuto realizzando uno scudo che altri hanno già realizzato del cosiddetto guerriero di Pavia. Questo guerriero nuragico presenta uno scudo assolutamente particolare con un dettaglio nella parte che in teoria dovrebbe stare davanti al braccio di chi lo impugna e che a mio parere è molto utile per capire come erano realizzati, come erano costruiti gli scudi nuragici, 2 per capire come potevano essere utilizzati in combattimento questi scudi e quindi darci informazioni sulla perduta arte della scherma nuragica, che sicuramente era conosciuta magari a livello empirico, magari non era presente qualcosa come possiamo immaginare per il periodo medievale, dove esistono proprio dei trattati, proprio non era magari sviluppata una scienza della scherma, magari era una cosa molto più, diciamo, locale, familiare, cioè chi sapeva schermare in un certo modo e magari insegnava agli altri. Dubito esistessero dei veri e propri maestri di scherma o insomma delle persone che poi si mettessero lì a codificare questo tipo di scherma, è molto difficile. Comunque, lasciando tutte le ipotesi aperte, in ogni caso, durante la realizzazione di questo scudo ho notato un dettaglio veramente particolare. E qual è questo dettaglio? Anzitutto partiamo da come viene realizzato lo scudo. Personalmente io realizzo gli scudi nuragici con un sistema di assi di legno in cui le assi sono tra loro incollate e messe su più strati, quindi c'è uno strato, diciamo, verticale, però al contempo esiste uno strato orizzontale, in modo che le assi abbiano più resistenza, siano più forti nel caso in cui ad esempio arrivi una lama sul bordo. Chi conosce come funziona il legno saprà che nel senso delle venature è più facile tagliarlo. Se io sovrappongo delle venature verticali e delle venature orizzontali con un ulteriore strato, sarà più difficile tagliare in questo senso il tavolone di legno che sto andando a fare. E poi come è tenuto insieme il tutto? Beh, il tutto è tenuto insieme da collanimale e questo strato di cuoio, che è cuoio di cinghiale, che ha perso il pelo lavorandolo. Questo, una volta seccato, tiene unita tutta la struttura, infatti sentite come vibra, e praticamente impedisce che, se anche questo non è totalmente, il legno non è totalmente ben unito, questo tiene tutto quanto insieme. Tant'è che addirittura lo scudo è leggermente imbarcato nel senso interno dove è stata applicata la pelle, perché la pelle, ritirandosi, seccandosi, va a diminuire di dimensioni e tira il legno. E forse questa è la spiegazione del perché alcuni scudi, come quelli da Monteprama, non sono totalmente piatti, ma sono leggermente, diciamo, concavi. Oltre a questo passaggio abbiamo il passaggio successivo, che è quello di realizzare un'impugnatura con cui tenere tutto quanto lo scudo. L'impugnatura può essere più o meno lunga, dipende da quale iconografia si sta utilizzando come riferimento, e poi manca il decoro sopra di tutta questa roba. Cioè abbiamo lo strato di cuoio, abbiamo il manico, manca ora quello che si vede nel bronzetto, cioè il dettaglio di questa famosa protezione per il braccio, e nel bronzetto si vedono delle linee a formare un decoro che molti definiscono a pintadera, una sorta di croce con dei triangoli iscritti in ogni quadrante e insomma uno strato superiore nello scudo che io ho interpretato come una lavorazione a sbalzo per dare maggior forza alla struttura che ricopre, in questo caso in cuoio molto spesso. A questa struttura generale si vanno a sommare a una struttura di base in legno, si vanno a sommare i vari decori che ad esempio negli scudi cosiddetti lobati da Uta è stato ipotizzato in cuoio e nel mio caso, almeno come mia ipotesi, anche in metallo, particolarmente per il braccio, e quindi sono state fatte delle placche in cuoio che potrebbero anche essere, attenzione, fatte in metallo, non lo sappiamo e forse negli anni a venire speriamo di poterlo scoprire. Un umbone conico di questa forma particolare
probabilmente utile a deflettere i colpi di freccia, le punte di lancia, ma anche a intrappolare i colpi di taglio dati in questo modo. E poi abbiamo questo dettaglio, impugnando lo scudo correttamente, vedete che il mio braccio siede sotto questa protezione, perché questa è utile a riparare il braccio che sta dietro nel caso in cui arrivi ad esempio una freccia, una punta di lancia e sfondi lo scudo, magari sfonda le protezioni date dalle placche e arriva dietro il braccio. Ho visto un video in particolare in internet poco tempo fa di un idiota, perché è un idiota, che sfonda uno scudo in legno tenuto imbracciato praticamente in questo modo e taglia il braccio della persona che gli sta dietro. Non fate queste cose a casa. Però questo è interessante per capire il perché gli scudi hanno un'impugnatura centrale, quindi che tiene lontano tutto il corpo nel caso in cui si sfondi questa roba, e soprattutto questa è una cosa dinamica, cioè il braccio non è legato allo scudo, può muoversi, e magari è per questo che è presente questa placca che non ha spiegazione come materiali ad esempio cuoio, materiali imbottiti eccetera eccetera. Nel caso in cui tutta la protezione non sia adeguata, perché se si sfonda questo è una cosa, se si sfonda questo dietro c'è il braccio ed è molto più pericoloso, potrebbe essere plausibile pensare che questo sia fatto in un materiale molto più resistente, molto più, diciamo, costoso e quindi limitato solo a questa porzione, magari anche perché appesantisce lo scudo, e quindi da questa considerazione ho portato avanti la mia ipotesi realizzativa sullo scudo di Patria, del guerriero da Patria. E l'ipotesi qual è? L'ipotesi è che su una struttura, diciamo, facciamo un esempio di una tavola di compensato, su una struttura di questo tipo ci vada, una volta rivestito con il cuoio e tutto quanto, un'altra protezione non diversa da quella che abbiamo vista prima, e in questo caso una placca, non in cuoio come quasi tutti hanno ricostruito per lo scudo di Patria e per altri scudi, non una placca in cuoio ma una placca proprio in metallo. Questa placca, come potete vedere, serve a proteggere il braccio come avevamo già visto nel caso precedente, ma ha uno strano spuntone che non trova spiegazione. Infatti in molte ricostruzioni che ho visto viene realizzato come una sorta di imbottitura, come una sorta di legatura, eccetera eccetera eccetera. Nella mia ipotesi questa sorta di spuntone ha uno scopo pratico, e aggiungendo ora l'umbone per completare il tutto, in questo caso un umbone di legno, perché penso che sia assolutamente plausibile pensare che molti umboni fossero anche in legno, non solo in cuoio. Uno, perché il legno comunque è un materiale leggero, un materiale resistente, in particolare alla perforazione, e due, perché venivano utilizzati da altre culture, venivano utilizzati dai Celti, venivano utilizzati dai Romani, che poi sopra andarono ad aggiungere un elemento metallico, però comunque venivano utilizzati. E ad esempio venivano utilizzati anche elmi in legno, quindi non è tanto peregrina come idea. Comunque, nel caso in cui fosse anche un umbone metallico, in metallo laminato, eccetera eccetera, ipotizziamo che la struttura finale sia questa. Perché è realizzato in questo modo? Cioè, a quale funzione può assolvere uno scudo con questa sorta di struttura metallica realizzata in questo modo? Perché lo spuntone? Perché la protezione per il braccio? Beh, da schermidore e da persona che pratica ormai un certo tipo di scherma da diversi anni, ho subito pensato che questa placca, e non l'avrei mai pensato se non l'avessi realizzata in questo modo, facendo un tentativo, perché non è scritto da nessuna parte che sia metallo, però un tentativo, e se non si fanno i tentativi poi le cose non si scoprono, allora si vede che utilizzando questa cosa senza la placca di legno della sottostante superficie dello scudo, questo oggetto sembra effettivamente un guantone, cioè è quasi come se fosse un guantone con uno spuntone sopra. E allora qual è l'idea che sta dietro? Di certo non veniva utilizzato così da solo, per quanto possiamo vedere come sia molto somigliante al modo con cui venivano utilizzati i guantoni, cioè vi è sempre una protezione per il braccio
è una protezione per la mano, che nel caso dello scudo, che ricordiamo anche il guantone probabilmente era una sorta di scudo, in particolare quello degli arcieri. La placca dello scudo, utilizzata in questo modo, diventa proprio una protezione per il braccio, una protezione per la mano, che è data dal lumbone, e poi allo spuntone. Essendo quasi un'arma di per sé questo oggetto, un'arma quasi da scherma, potete vedere come nella geometria di come è sviluppata, la punta riesca ad arrivare molto prima, per una semplice questione geometrica, rispetto alla mano, perché ci sono questi 30-40 cm dal lumbone, quindi dalla mano, che vanno ad estendersi. E questo in effetti è quello che noi, schermisticamente parlando, quindi sarebbe una conferma, abbiamo sempre fatto con gli scudi. Cioè, gli scudi, da che abbiamo iniziato a praticare rievocazione romana e di altri periodi, non li utilizziamo per colpire col lumbone di punta, li utilizziamo per colpire con il bordo più lontano dalla nostra mano e dare il bordo dello scudo sull'avversario, possibilmente sulla faccia o altre parti del corpo. Ed effettivamente allora ha un senso il perché questo tipo di protezione, questa sorta di spuntone in cima, perché probabilmente non si colpiva con l'umbone conico, ma si colpiva con questa punta metallica, che è la punta, comunque è un materiale più resistente del legno che sta intorno, però al tempo stesso dà una solidità strutturale a un colpo dato così di taglio che il solo legno non avrebbe, e comunque la parte più lontana rispetto alla mano che sta impugnando, ed è preferibilmente la parte che anche negli scudi non dotati di questo spuntone si utilizza per colpire, come se fosse un pugno. Questa sorta di testimonianza indiretta di come venisse o potesse essere utilizzato lo scudo dotato di questo spuntone effettivamente ci fa capire qual era poi il tipo di scherma che facevano i nuragici, che non era una scherma come molti pensano, ma in realtà non è così in quasi nessuna cultura unicamente passiva, dove lo scudo serve solo a riparare dei colpi. È una scherma invece attiva, dove si usa lo scudo per colpire l'avversario, colpire il braccio, colpire la faccia, il petto, l'arma stessa e deflettere magari. E insomma un tipo di scherma molto più elaborato di quello che invece si può pensare in una scherma dove unicamente i colpi vengono dati sullo scudo e lo scudo serve solo a proteggere, che ribadisco non è quasi mai in questo modo in nessuna cultura che io abbia studiato, cioè in qualsiasi cultura marziale, cioè lo scudo solitamente, a meno che non sia fatto in un certo modo, ma anche per scudi molto passivi, lo scudo viene sempre utilizzato in maniera attiva, cioè una difesa attiva, non è una difesa passiva che riceve soltanto, ma spesso è un'arma esso stesso. Insomma, questo tipo di ipotesi, personalissima, ripeto, non è di nessun altro se non del sottoscritto, che realizzando questo scudo ci ha pensato, effettivamente questa piccola intuizione può darci un'idea di come poi combattessero questi guerrieri nuragici. Se il video vi è piaciuto e se il contenuto vi è piaciuto, ricordatevi che uno studio approfondito è stato fatto anche nel libro da me scritto Guerrieri dai bronzetti alla statua di Monteprama, disponibile su internet, su Amazon, su EBS, eccetera eccetera, stampato dalla casa editrice Condages. E se vi è piaciuto il video mettete il mi piace, commentate, iscrivetevi soprattutto al canale, il canale vive delle vostre iscrizioni e dei vostri commenti, condividete il video sui vari social su internet, Twitter, Instagram, Tumblr, Facebook, eccetera. Noi ci ritroviamo sempre in questo canale per ulteriori video sulla civiltà nuragica, sulla storia, sull'archeologia sperimentale, sulla scherma e sul combattimento. Un caro saluto, a presto, ciao!